6 luglio 1970, esattamente 40 anni fa, in questo salone di Cacornero, oggi sede della provincia di Venezia, si teneva la prima seduta del Consiglio regionale del Veneto, un evento storico per il territorio che le istituzioni hanno voluto celebrare con una seduta straordinaria a cui hanno partecipato i consiglieri di ieri e gli attuali, i presidenti che contribuirono alla nascita del Veneto e quelli che ora hanno nuove sfide da affrontare. È veramente emozione particolare, dico la verità, nonostante un po' l'esperienza acquisita in tanti anni di amministrazione pubblica, prima qui e poi in sede di giunta regionale. No? Non pensavo, ma sono emozionato, ecco, perché pensare ai pionieri di 40 anni fa che effettivamente dovevano dar corpo e dare anima e vita a questo nuovo organismo che è la regione, effettivamente ci si emoziona. Mi sembrava giusto e doveroso ricordare e celebrare con un consiglio straordinario questa ricorrenza, perché effettivamente è una delle tappe fondamentali per la nostra vita democratica. Diciamo che c'è anche una certa analogia tra 40 anni fa e ora. Allora c'era tutto da inventare, adesso noi dobbiamo effettivamente dar corpo e compiere in toto quello che sono i dettati costituzionali per quanto riguarda la regione. Molto dura l'opposizione, secondo la quale il federalismo per ora resta solo una bella parola. Dovrebbe essere una festa, invece noi abbiamo messo la lista a lutto perché siamo molto preoccupati, perché i tagli del governo rischiano di far sì che questo sarà l'ultimo anniversario della regione del Veneto. In ogni caso al nuovo statuto è il federalismo fiscale che continua a puntare il governatore, nonostante le dimissioni annunciate ieri in un'aula di tribunale del ministro all'attuazione del federalismo Aldo Brancher, nominato appena 17 giorni fa. Il massimo rispetto che debbo al ministro Brancher e a tutta questa vicenda. Penso che senza volere fare assoluzioni pubbliche, il ministro Brancher non ha bisogno di avvocati difensori, però penso che molti altri al posto suo non avrebbero fatto quello che lui ha fatto, cioè ha avuto ovviamente la sensibilità di dimettersi per fare chiarezza, e questo gli va dato il merito di aver avuto il coraggio e anche il pensiero di fare tutto questo.